cordiale saluto a tutti della campagna veneta. Oggi vi parliamo di prodotto biologico. C'è tanto biologico in circolazione, se ne consuma sempre di più, ma c'è anche tanto falso biologico. Di questo parleremo con Franco Zecchinato, che è il presidente della cooperativa Il Tamiso di Padova. È stata una cooperativa che ha un po' aperto la strada del biologico, ma prima sentiamo il sommario di questa puntata e subito dopo faremo una breve scheda sulla produzione e consumo di biologico nel Veneto. Il biologico è un settore in forte espansione, quasi più 20% nel primo semestre di quest'anno, ma in giro c'è anche tanto falso biologico, il 20% circa. 4 milioni e mezzo di famiglie consumano bio con continuità. Nel Veneto più che produrre si lavorano e si confezionano prodotti biologici. Sono attive 2000 aziende professionali. Nel veneziano, nell'area di Pramaggiore, il vigneto bio più grande d'Italia, notevoli le potenzialità in tutti i settori. 50 anni fa la grande alluvione ne soffrirono in particolare le campagne con case, stalle e ricovero attrezzi allagati, danni ingenti soprattutto nel Medio Piave tra le province di Treviso e di Venezia. I giovani ritornano alla terra? C'è molta retorica attorno a questa presunta tendenza, ma pare che ci sia più fumo che arrosto, tanta retorica al di là di belle e positive esperienze. Persino nel Salone dell'Alimentazione di Parigi una provocatoria presenza di formaggi taroccati, compreso l'Asiago. Si intensifica la lotta contro il falso Made in Italy nel mondo. Numeri sempre positivi per l'agriturismo. Nello scorso anno 11 milioni di presenze, quasi più 5%. A Portogruaro, convegno della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, su realtà e prospettive della viticoltura. Si parlerà di ricerca e di innovazione. Appuntamento in municipio venerdì 25 novembre. È partita una campagna promozionale per sostenere i consumi di pere. È un frutto soprattutto italiano e che fa bene. Nel Veneto le maggiori coltivazioni si trovano in un ampio territorio tra le province di Verona, Rovigo e Padova. È veramente lunga e impressionante la marcia del biologico. Soltanto nel primo semestre di quest'anno si è avuta in Italia una crescita di quasi il 20%, un fatturato che supera abbondantemente i 2 miliardi e che sale a 2 miliardi e mezzo se si aggiunge il food service, vale a dire ristoranti e bar. In Italia sono attive quasi 50.000 aziende agricole bio che impegnano l'11% della superficie agricola. Purtroppo è un settore che è entrato nelle mire dei truffatori. Si stima che ben il 20% del biologico in circolazione sia falso. Grandi truffe come il recente scandalo del grano duro importato da paesi dell'est, ma anche tante piccole truffe e furbizie di cui sono responsabili i produttori nostrani. Il Veneto Bio eccelle nella trasformazione e nella distribuzione dei prodotti, settori in cui è ai vertici a livello nazionale. È meno presente nella produzione, fa eccezione la produzione biologica in cui il Veneto è primo fra le regioni italiane per superficie biologica coltivata a vite. Sono quasi 2000 le aziende venete professionali che si dedicano al bio. Due dati sui consumi: 4,5 milioni e mezzo di famiglie consumano abitualmente prodotti bio, i quali occasionalmente entrano nelle case di quasi 20 milioni di famiglie. Sono dati dedotti da diversi studi. Le ragioni di tanto successo: il prodotto biologico va incontro alle esigenze dei consumatori che chiedono cibo sano, genuino e garantito, risponde alla necessità di salvaguardia dell'ambiente e dà buone prospettive di reddito agli agricoltori. Franco Zecchinato, presidente della cooperativa padovana Il Tamiso. Dunque consumi sempre in crescita, non si fermano mai quelli del biologico? No, non si fermano, al momento non si fermano, perché credo che questo sia, indipendentemente dalla cooperativa Il Tamiso, che ha un suo trend di crescita abbastanza costante, perché vive su un territorio fertile come il padovano, come il Veneto, però esiste una domanda di mercato che riguarda la qualità, la tracciabilità, la salubrità dell'ambiente e del cibo, per cui questa domanda attraversa la nostra società e inevitabilmente prima o dopo va a incontrare un'offerta che dia delle risposte su questi temi, che sono temi ormai socialmente presenti, insomma. Senta Zecchinato, e circola anche tanto falso bio?
Tanto no, però ci sono, e grazie a Dio sono state scoperte in maniera anche eclatante delle truffe. C'è stata una recente truffa elevatissima. Sì, se ne Grano duro. se ne è parlato lo scorso, mi pare, i primi di ottobre, e anche eccessivamente allarmistica secondo me, ma insomma, perché come al solito in televisione si vedono normalmente tutte le cose negative, magari qualche aspetto positivo. Però la truffa c'era e c'era tutta. La truffa c'era tutta, si è evidenziato la debolezza di certi sistemi di controllo, la debolezza del Ministero per l'Agricoltura nel fare il suo mestiere, cioè di verificare la conformità e l'operatività degli organismi di controllo, la debolezza, devo dire, della nostra classe imprenditoriale veneta in particolare. Tutti questi prodotti che vediamo sono biologici e certificati. Noi produciamo e commercializziamo unicamente prodotti di agricoltura biologica obbligatoriamente certificata, perché ricordiamo che il biologico non è tale, non può essere tale legalmente se non risponde ai dettami del sistema di controllo previsto dal pubblico. Noi siamo nati su questo fin dall'84, 1984, abbiamo fatto la cooperativa per dedicarci a questo tipo di proposta. Per noi era anche un modo di coniugare diversamente l'agricoltura e la società. Oggi sta diventando inevitabilmente, è giusto che sia così, un prodotto che il mercato richiede sempre più, che la grande distribuzione richiede, per cui questo tipo di soggetti nuovi che entrano in questo sistema, oltre a noi che siamo partiti con motivazioni anche etiche, ideali piuttosto importanti rispetto all'economia, chiaramente tendono a cambiare le cose, cambiare le carte in tavola o tendenzialmente, per cui che escano le truffe e che soprattutto, sottolineo, che vengano trovate e denunciate, questo mi sembra che sia da una parte, come dire, che ha una logica, dall'altra una soddisfazione che vengano trovate. Senti, i prodotti biologici più consumati? Ma se noi guardiamo i numeri in Italia, mi pare che sia l'uovo, il prodotto per eccellenza, che si vende soprattutto anche nella grande distribuzione. Poi direi che i più consumati, insomma, diciamo, siamo nel mondo vegetale, quello sì. Quindi verdura e frutta. frutta. Ci fermiamo qua per notizie di agricoltura veneta, poi ricorderemo la grande alluvione di 50 anni fa nel territorio del Medio Piave tra le province di Treviso e di Venezia. Fu veramente un disastro. Continua con efficacia l'azione per contrastare sui mercati nazionali ed internazionali il commercio di prodotti alimentari taroccati, spacciati per italiani. Così a Parigi i consorzi di tutela dei formaggi Asiago, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano hanno ottenuto l'immediato sequestro di una serie di prodotti che riportavano o evocavano impropriamente le denominazioni dei 3 formaggi DOP, riconosciute e tutelate in tutta l'Unione Europea. L'intervento è avvenuto al SIAL, il Salone Internazionale dell'Alimentazione. Il successo ottenuto a Parigi è la riprova che i meccanismi di tutela europei funzionano quando si interviene con tempestività e con determinazione. L'agriturismo va dati sempre in positivo. Nello scorso anno le prenotazioni hanno superato gli 11 milioni, più 4,9% rispetto all'anno precedente. Lo mette in risalto l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Le aziende agrituristiche autorizzate nel 2015 erano 22.238, quasi 500 in più rispetto all'anno precedente. Più di un'azienda agrituristica su 3, il 36,1%, è a conduzione femminile. È confermata la tendenza a diversificare i servizi, non più solo ristorazione o alloggio, ma attività e servizi dedicati al sociale, al tempo libero, al relax, al benessere psicofisico. Nel Veneto le aziende agrituristiche sono circa 1.400. La ricerca e l'innovazione per consolidare il settore vitivinicolo è il tema del convegno che la CIA di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori, ha in programma per venerdì 25 novembre in municipio a Portogruaro. Sono previsti interventi del sindaco Maria Teresa Senatore, di Albano Furlan e Paolo Quaggio, rispettivamente presidente della CIA del Veneto e di Venezia, dei professori Vasco Boatto e Margherita Lucchin. Concluderà i lavori il presidente nazionale della CIA Dino Scanavino.
È partita la campagna promozionale per sostenere i consumi di pera in Italia e lanciata da Opera, società agricola cooperativa emiliana che unisce più di 1000 frutticoltori con oltre 7500 ettari di pereti. Ci si propone, si legge in una nota dei promotori, di stupire i consumatori e coinvolgerli emotivamente, ma anche informarli razionalmente sulle caratteristiche uniche della pera, un frutto straordinariamente interessante e moderno, di cui l'Italia è il leader europeo di produzione, il quarto frutto più consumato dagli italiani, ma del quale nessuno finora ha mai parlato in modo articolato al grande pubblico. Nel Veneto si coltivano pere, in particolare in un ampio territorio compreso tra le province di Verona, Rovigo e Padova. Dati in controtendenza per Verona Mercati, nel primo semestre di quest'anno è tornato il segno più. Il mercato all'ingrosso scaligero ha registrato un aumento del 4,5% di movimentazione merci rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da solo tratta quasi la metà delle merci commercializzate dai mercati veneti, che si avvicinano complessivamente a 950.000 tonnellate. Intanto proseguono gli investimenti per ammodernare strutture e servizi. L'export agroalimentare del Made in Italy ha raggiunto quota 24 miliardi e mezzo di euro nei primi 8 mesi del 2016, con una crescita di oltre 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Nel solo mese di agosto l'export agroalimentare ha sfiorato i 3 miliardi, il 12% in più rispetto al 2015. Una tendenza positiva che si registra anche per i prodotti veneti. L'obiettivo è favorirne l'ulteriore sviluppo, conquistando nuovi spazi sui mercati internazionali e contrastando l'Italian sounding. Fu un disastro immane per l'agricoltura la grande alluvione del 1966 nel territorio del Medio Piave tra le province di Treviso e di Venezia. Case rurali, stalle, ricoveri, attrezzi, fienili, tutto finì sott'acqua e morirono annegati armenti, animali da cortile. Ci furono morti, un'alluvione che potrebbe tornare, dicono gli studiosi, ogni 100 anni, stando ai calcoli delle probabilità. Bisogna quindi tenersi preparati e lo scenario sarebbe ben più apocalittico dato lo sviluppo che c'è stato in questi 50 anni e considerato il ben poco che si è fatto in termini di prevenzione e di tutela del territorio. Se ne è parlato a Saletto di Breda di Piave per l'iniziativa dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave venerdì 4 novembre, stesso giorno in cui 50 anni fa le acque del Piave cominciarono terribilmente a salire. Ha introdotto i lavori Graziano De Biasi, presidente dell'Osservatorio, e sono seguiti i saluti e alcune riflessioni del sindaco di Breda, Moreno Rossetto. Piave ha fatto discutere da tanto tempo, si continua a discutere anche adesso e credo che anche in futuro si discuterà. L'importante è averne parlato, l'importante è che gli organi competenti prendano delle iniziative perché purtroppo da 50 anni non abbiamo visto grandi interventi sia per quanto riguarda soprattutto la sicurezza idraulica del fiume. Un'analisi dello stato di salute del fiume, ipotesi di rischio, proposte di intervento, scenari economici nelle relazioni degli studiosi Aldino Bondesan, Antonio Rusconi e Ferruccio Bresolin. Bisogna attuare i piani che sono stati scritti e approvati, in particolare uno, il piano stralcio della difesa idraulica, che prevede di sistemare il tratto terminale e di realizzare delle casse di espansione, realizzarne più di una, ma intanto cominciare con una, vedere come si comporta il fiume in piena e poi eventualmente andare avanti con la seconda, con la terza. Drammatiche e commoventi le testimonianze di Emilio Boscheratto, Renato Barzi, Riccardo Missiato, Remo Mosole e Mario Cincotto. Ci siamo trovati l'acqua naturalmente quasi alle spalle, 1,5 metri circa, una corrente enorme, ci siamo aggrappati a una siepe e abbiamo dovuto lasciare le mucche andare al suo destino e son di grida eccetera, abbiamo visto che un camion faceva retromarcia dall'argine e veniva verso di noi. L'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave, un ente che si propone di valorizzare il patrimonio del fiume a tutto campo, ha organizzato una mostra itinerante, partita con successo da Breda di Piave. Toccherà altri comuni del territorio, una mostra che aiuta a ricordare, a riflettere, a sollecitare proposte per mantenere sicuro e vivo il fiume sacro alla patria.
Siamo sempre a Padova nella sede della cooperativa di prodotti biologici il Tamiso con Franco Zecchinato. E il Tamiso, una cooperativa nata, dicevamo, nel 1984. Da allora com'è cambiato il biologico? Sì, da allora è cresciuto sempre in maniera costante, è cresciuta la domanda, è cresciuta la produzione, è cresciuta l'importazione, è cresciuta la trasformazione, è cresciuta la ristorazione scolastica. Si è inserito sto tipo di prodotto che, ricordo, è ottenuto da un metodo produttivo, non è un prodotto che è sufficiente, che non abbia residui, ed è certificato che deve provenire da un ciclo produttivo in cui venga rispettato l'ambiente e la salute di chi consumerà quel cibo. Senta Zecchinato, la differenza tra agricoltura biologica e agricoltura sostenibile? Sostenibile è un termine generico e soggettivo, nel senso che uno può concludere che invece di 1 chilo di glifosate ne uso mezzo chilo, è più sostenibile. Di glifosate intendo dire... Sarebbe comunque un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, quella sostenibile. Ma oggi devo dire che in Italia e nel Veneto questo termine, che poi possiamo allargare agricoltura verde, agricoltura conservativa, blu, mi pare che la chiama, eccetera, sono modi per, come dire, vestirsi un po' meglio e soprattutto accedere ai fondi del PSR e fondi comunitari sul piano dell'agroambiente, mentre inizialmente l'agroambiente, quando è arrivato i primi PSR, i primi piani di sviluppo rurale, è stato dato solo all'agricoltura biologica, perché chiaramente è l'unico metodo produttivo che complessivamente, globalmente affronta il tema della sostenibilità, perché non si pone il problema di ridurre, si pone il problema di creare un'alternativa all'eliminazione della chimica, all'eliminazione della monocultura, all'eliminazione del degrado dei terreni. L'agricoltura biologica è in grado, se applicata in maniera corretta, è in grado di dare risposte non solo sul cibo, non solo a un cibo più sano e non inquinato, ma anche al dissesto idrogeologico, anche al trattenimento dell'acqua nei terreni, anche al paesaggio, anche alla qualità complessiva dell'ambiente. Ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo un servizio dedicato ai giovani in agricoltura. C'è veramente un ritorno ai giovani, ma qualcuno lo mette in dubbio. Dalla Regione Veneto stanno arrivando risorse per i giovani che si vogliono impegnare in agricoltura, avviando aziende oppure migliorando quelle che gestiscono, con l'obiettivo di promuovere in particolare la competitività, il rispetto dell'ambiente e l'integrazione nel territorio rurale. Effettivamente sta crescendo l'interesse dei giovani nei confronti dell'agricoltura. Bisogna però vedere se si tratta di una scelta virtuosa o di un ripiego o di una necessità, non trovando alternative. Fatto sta che tendenzialmente si continua a registrare un calo di aziende gestite da giovani tra i 18 e i 29 anni. Sentiamo che dicono a proposito Massimo Bressan, responsabile provinciale di Giovani Impresa della Coldiretti, e Paolo Minella, segretario Giovani Impresa del Padovano. C'è o non c'è questo ritorno? Il ritorno c'è e soprattutto lo avvertiamo proprio nelle aziende nuove che hanno la mente un po' più aperta, dove vedono, grazie anche alla passione che hanno, o riprendono magari i terreni dei nonni o a altre diverse idee, di fare impresa, di fare anche un certo reddito. Sono facilitati questi giovani nel tentativo di avvicinarsi e di coltivare la terra? Qualche piccolo incentivo c'è, perché ci sono dei contributi, quindi dei finanziamenti anche a livello europeo, quindi i giovani in qualche maniera per la start-up, per la partenza, sono un po' agevolati. Che tipo di agevolazioni? Ma ci sono dei finanziamenti sia per sistemare per esempio i locali, quindi le stalle, i capannoni, per fare anche qualche allevamento, e anche a livello economico per appunto farli partire. A che tipo di agricoltura soprattutto si dedicano i giovani? È un'agricoltura che spazia diverse tipologie, che si può andare dall'allevamento, dall'orticoltura, quindi dalla ristorazione. Il bello dell'agricoltura è proprio la multifunzionalità che c'è in essa, e grazie anche a questa dà una possibilità di reddito maggiore per l'azienda agricola. Ecco, ma ci sono effettivamente opportunità? Allora, l'agricoltura dà delle grossissime opportunità. Si tratta di capire e di partire con il piede giusto, cioè di capire che coltura o che allevamento può essere interessante per il territorio e anche per esempio anche per l'esportazione, quindi per ampliare. Tanti giovani che partono, ma anche tanti giovani che si fermano.
Beh, chi si ferma magari ci sono i casi, o gli mancherà la passione o ci sono state delle difficoltà, ma la cosa più importante è che di tanti giovani che partono la maggior parte arriva fino in fondo. È proprio così? Sì, penso sia così ed è importante dire che chi veramente parte con la passione e che fa prima uno studio su quelle che sono le possibilità di sviluppo della propria azienda, difficilmente si fermano. Franco Zecchinato, si dice che i giovani sono impegnati in particolare nell'agricoltura biologica e c'è poi questo ritorno all'agricoltura dei giovani? Allora, io credo che ci sia una tendenza, un interesse certamente superiore da parte dei giovani, quindi la voglia, la volontà sicuramente c'è. Noi in cooperativa siamo costantemente sollecitati da ragazzi, giovani, coppie eccetera che vorrebbero affrontare il tema agricolo declinato in agricoltura biologica, agriturismo, servizi, vendita diretta, cioè nel modo giusto per il nostro territorio. Franco Zecchinato, torniamo al nostro biologico, ecco. Com'è possibile fermare il falso e come riconoscerlo? Ma io credo che ancora una volta dobbiamo fare appello ai consumatori, ai cittadini. Oggi occuparsi di quello che si mangia non può essere limitato ad andare a fare la spesa e pagare, uno deve anche entrare in merito, deve porsi il problema della stagionalità del prodotto, della provenienza, della conoscenza di chi glielo vende, di un minimo di approfondimento di cultura rispetto al cibo, al cibo. Quindi secondo me la certificazione è obbligatoria, risponde fino a un certo punto, ma le relazioni sul territorio con i produttori direttamente in parte o comunque approfondendo tutta la cultura che deve stare intorno al cibo, che una volta c'era, oggi si è persa per strada, credo che sia l'elemento di garanzia migliore, perché è il cittadino che decide dove va il mercato, dove va la produzione. Se il cittadino chiede biologico o chiede questa cosa invece che un'altra. Ma come difendersi dal falso? Più o meno quello che sto dicendo, nel senso che bisogna difendersi occupandosi della relazione con chi ti vende la roba. Non si può pensare, non è sufficiente andare al supermercato e comprare il bio come prima si comprava il non bio, non è più sufficiente. Devo dire la verità, insomma la certificazione c'è, il 95% del prodotto è assolutamente sicuro, però se si vuole difendersi bisogna cominciare a ragionare su con chi si ha a che fare, dove si va a comprare e metterci anche un po' di fatica. Sentiamo a proposito cosa dice la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltura di Venezia, con Mario Quaresimini. La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, è in prima linea sul fronte del biologico. Significativo il titolo di un suo recente convegno organizzato a Roma, Scommettere sul biologico come modello agricolo del futuro. Era ben rappresentata la CIA di Venezia, che ha tra i soci importanti aziende attive nel settore. Mario Quaresimin, direttore della CIA di Venezia. Siamo sopra il 10% di crescita, vuol dire che è un prodotto apprezzato dai consumatori e molti agricoltori anche della nostra associazione si stanno rivolgendo a questo tipo di produzione. Sì, perché la CIA sta seguendo il settore con molta attenzione. Sì, abbiamo costituito un'associazione Anabio che rappresenta appunto il settore biologico e i nostri agricoltori che scelgono di fare questo tipo di produzione a livello nazionale. E qui nel Veneto? Qui nel Veneto stiamo lavorando con aziende che riscontriamo essere in crescita e soprattutto cerchiamo di organizzare un servizio mirato anche a questo tipo di aziende, soprattutto attraverso la vendita diretta ai mercati contadini. Come si spiega questo grande interesse dei consumatori verso il biologico? Ma è una crescita culturale e anche enogastronomica dei nostri consumatori che vedono in questo prodotto, oltre alla qualità, il rispetto dell'ambiente e pratiche agricole che sono poco impattanti con il territorio. E cresce ed è preoccupante anche il falso biologico. Su questo dobbiamo essere rigorosi, dobbiamo chiedere più controlli, soprattutto sui prodotti che arrivano dall'estero, perché questi non sono sicuramente tutelati e seguiti come sono seguiti i prodotti italiani. Come distinguere un vero prodotto biologico? Non è facile sul tavolo dei consumatori, non è facile trovare e distinguere un prodotto. L'importante è verificare che ci siano alle spalle i controlli di un'associazione riconosciuta e che questi controlli siano stati fatti in maniera rigorosa. A questo punto una domanda, Franco Zecchinato, il vostro rapporto con le organizzazioni agricole e dei produttori? È un rapporto
poliedrico, complesso, nel senso che noi con l'orientamento che esprimevo poco fa, in cui noi siamo convinti che servano soluzioni coerenti e radicali rispetto alla soluzione dei problemi. Le organizzazioni professionali devono per natura assolvere a interessi dei loro soci, che sono tanti e sono di diverse estrazioni, per cui molte volte il biologico, anzi quasi sempre, non troverete mai un'organizzazione professionale che parla male del biologico dal punto di vista dei contenuti, però trovate organizzazioni che se ne occupano in maniera molto marginale. Perché? Perché il ragionamento è numerico, quantitativo, la maggior parte dei soci non fanno il biologico e si segue l'onda della maggior parte. Dopodiché ogni associazione professionale ha un suo piccolo settore biologico. La CIA ha un'organizzazione addirittura ANABIO-CIA che si occupa soltanto di bio. Hanno costruito dei contenitori o delle sezioni soci dedicate al bio. Prima di chiudere, Franco Zecchinato, diciamo dove va il nostro biologico, il biologico qui nel Veneto? Ma io credo che continuerà a crescere, magari forse in maniera meno eclatante del 20%, che è anche più equilibrato. Noi per parte nostra come cooperativa agricola stiamo puntando di più sulla vendita diretta e un po' meno sull'attività di distribuzione all'ingrosso, perché riteniamo che sia necessario essere sempre radicati in un territorio in cui il rapporto sia coi consumatori di quel territorio. Noi siamo padovani e intendiamo restare tali. Lei presiede la cooperativa El Tamiso e facciamo una rapida fotografia. Ma fotografia numerica, questo tipo di servizio così intenso, di quotidiano, notturno, qui siamo al mercato ortofrutticolo, si lavora dalle 2 di notte normalmente, significa quest'anno circa 10 milioni di volume d'affari complessivo, significa 36 dipendenti, di cui la grande maggioranza a tempo indeterminato e a tempo pieno, significa 50 soci circa. Chiudiamo qui la puntata e lo facciamo come sempre con un detto, con un proverbio veneto. Franco Zecchinato, lei ne ha uno? Ma mi sembra che non si può avere a musanga e sento ire, nel senso che se si vuole un prodotto sano, che parli da sé, che sia proveniente dal nostro territorio, che sia trasparente eccetera, bisogna pagarlo. Quindi a musanga e sento ire non si può averle. O a musa o e sento ire. È tutto, appuntamento con Agricoltura Veneta la settimana prossima.